Dalla prima ricostruzione fatta telefonicamente mi è stato descritto il caso in modo assolutamente molto ridimensionato e quindi pare che il clamore che si sta scatenando in realtà sia ingiustificato, però ripeto, nelle prossime ore saprò essere più preciso, perché quando mi confronterò con la struttura riuscirò a capire effettivamente cosa è successo. Comunque non c'è stato alcun rischio per i passeggeri e per i nostri cittadini. Ha chiesto subito spiegazioni il sindaco sulla collisione mancata all'aeroporto Canova del 7 maggio scorso. Una notizia diffusa solo in questo fine settimana, che Save descrive come quasi una fuga di informazioni a fronte di un'inchiesta interna aperta all'indomani del fatto, che si può sintetizzare in 2 Boeing della Ryanair che avrebbero rischiato di scontrarsi, uno durante la fase di atterraggio e l'altro in fase di decollo, nella medesima e unica pista dell'aeroporto Canova. Una fase di voli che tra l'altro non viene gestita da Saver 3, ma dalla rete di controllori di volo, ovvero l'ENAV che gestisce le torri di controllo. Ma per il sindaco poco importa che sia l'uno o l'altro ente. Treviso pretende delle spiegazioni per un fatto grave per l'incolumità dei cittadini oltre che dei passeggeri. Voglio capire nel dettaglio cos'è accaduto e qual è stato il problema tecnico e soprattutto quali sono le eventuali mancanze da parte della struttura aeroportuale in termini di sicurezza. Termine incandescente soprattutto per i comitati che da anni si battono per la chiusura dell'aeroporto e che dopo questo episodio rilanciano. Voi dite chiudiamo l'aeroporto e ne facciamo un camping. Diciamo che comunque sarebbe una soluzione da un punto di vista anche economico vantaggiosa. Escludere l'aeroporto e utilizzare il territorio da un punto di vista turistico e ecologico sarebbe conveniente sotto tutti i punti di vista. L'esempio di Porto Tolle, la centrale a carbone che viene eliminata e viene sviluppato il territorio tramutandolo in un camping è una soluzione non ideale, più che ideale. Un'eterna battaglia, quella dell'aeroporto di Treviso, che ha portato i comitati a contestare anche l'assegnazione delle Olimpiadi a Cortina del 2026. L'assessore all'ambiente di Treviso che ha difeso con le unghie e con i denti l'aeroporto. Ragazzi, l'aeroporto sta incrementando continuamente l'attività. Tuttora, l'anno scorso, 2018, hanno fatto in media 63 movimentazioni al giorno. Al 31 maggio di quest'anno il consuntivo è passato a 66 movimentazioni al giorno. Mi dica lei se qualcuno con le unghie e con i denti cosa avrebbe dovuto fare. Sono solo ridicolaggini e basta. Cose ridicole.